Amiche ed amici di Officina Mediterranea, buonasera. Siamo in diretta sulle pagine Facebook e YouTube di Officina Mediterranea e di Almanacco delle Tradizioni Popolari. Siamo in onda con la 28ª puntata di Almanacco delle Tradizioni Popolari. Io vorrei salutare innanzitutto i soliti compagni di viaggio Orazio Maglio. Buonasera Orazio. Buonasera a tutti, buonasera Bartolo. Buonasera anche a Luigi Lampignano. Buonasera Luigi. Buonasera a tutti. E come potete vedere, lo vedete anche dal nome sovrimpresso, è qui con me Tommaso Sabbia, che è il presidente della PS San Vito Martire di Avigliano. Buonasera Tommaso. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io direi di far partire la sigla, dopodiché partiamo con la puntata. Allora, eccoci qua. Questa sera parleremo di una festa particolare, di un rito particolare che è quello che si svolge qui ad Avigliano in onore di San Vito Martire. Io però non voglio partire dalla manifestazione di San Vito Martire, io voglio partire da un elemento fondamentale. È quello che contraddistingue questa trasmissione. Noi siamo alla ricerca spasmodica di tradizioni popolari affinché non muoiano, affinché queste tradizioni continuino a trovare sempre nuova linfa e nuova forza. L'altro giorno mi sono permesso, faccio una confidenza, c'erano dei ragazzini che suonavano l'organetto, l'ho mandato a Orazio, è impazzito Orazio, perché dice bellissimi, dei bambini piccoli che suonavano l'organetto, erano 3 bambini che... ed è raro vedere questo tipo di tradizione che invece nelle parti rurali del sud Italia ancora ci sono. Ecco, parliamo delle feste patronali in generale. Le feste patronali sono sicuramente delle manifestazioni di fede popolare in onore di questo o di quel santo. Ogni comune della Basilicata ha un santo patrono. Oggi parliamo del comune di Avigliano, che è un comune che è molto molto esteso, cioè circa un'ottantina di frazioni. Non ci sono 80 feste patronali, ma quasi, cioè veramente quasi in ogni frazione si venera il proprio santo. La festa che riunisce tutto il popolo aviglianese è quella della festa della Madonna del Carmine, il festeggiamento della Madonna del Carmine, che è sempre stata la festa più importante, nonostante non fosse celebrata questa festa come la festa patronale. La festa patronale di Avigliano Centro invece è San Vito. Per quale motivo ho voluto fare questo tipo di introduzione? Semplicemente perché da 31 anni a questa parte l'associazione San Vito Martire ha fatto sì che la festa in onore di San Vito diventasse nuovamente la festa centrale della comunità aviglianese.
E questo l'ha fatto in due maniere, sicuramente cercando di ripristinare la festa religiosa, ma anche cercando di riprendere una tradizione che si era persa nel tempo. San Vito, sapete, o non lo dico io comunque adesso, era un santo nato nel III secolo d.C. Ed era siciliano, viveva in una famiglia molto agiata e si convertì al cristianesimo grazie a due figure che vengono ritratte molto spesso nella iconografia di questo santo, che sono una donna e un uomo alle sue spalle, e generalmente si pensa che siano il padre e la madre, invece no, sono San Modesto e Santa Crescenzia. Modesto era un pedagogo, era insomma, un maestro di questo ragazzo, questo fanciullo, e Crescenza invece era la babysitter, come dire, la governante, insomma. Quando il padre di Vito lo cacciò di casa proprio perché il padre di Vito era pagano e non voleva assolutamente che il figlio fosse cristiano, se ne scappò e lo cacciò di casa, e Modesto, Crescenza e Vito presero una barca per allontanarsi dalla Sicilia. Approdarono dopo una serie di peripezie, e la leggenda parla addirittura di un'aquila che gli portò del cibo e dell'acqua per nutrirli. Approdarono sulle coste lucane, e infatti poi Vito è cresciuto, ha continuato la sua vita, la sua opera in Basilicata, ed è morto a Forense, mi pare dove sia anche sepolto. Avigliano, grazie all'associazione APS San Vito Martire, ha ripristinato il rito della nave, e c'è del corteo storico della nave. Io volevo innanzitutto nuovamente ringraziare Tommaso. Vuoi parlarci di come è nata questa idea di voler, sicuramente 31 anni fa non eri tu il presidente, perché non so se ci arrivi a 30 anni, perché vedete giovanissimo. 31 anni, quando è nato il corteo storico sono nato io. E poi vi racconterò anche un episodio che lui non vuole che venga raccontato, ma io lo racconterò lo stesso. Dici un attimino come è nata questa idea, di questa volontà di ripristinare questa e poi come si è evoluto nel tempo. Praticamente nel 1995 un gruppo di ragazzi si sono riuniti, insomma, e hanno nell'occasione della proclamazione di San Vito, come ritrovato nel libro di Vincenzo Claps, A Piede del Carmine, praticamente hanno ripristinato il corteo storico, che all'inizio era un corteo di pochissime persone, tipo pochi figuranti, la nave, un carretto, ma arrivavano a 100 figuranti. E poi nel 5 febbraio 1996 è stata costituita l'Associazione Culturale e Ricreativa San Vito Martire per poter proseguire questa tradizione. Dopo un po' di anni, invece, da 6 anni fa, è stata da Associazione Culturale e Ricreativa San Vito Martire, è stata passata a PS San Vito Martire. Ma sempre l'associazione di promozione sociale riconosciuta da RUNS, tra altre cose. E siamo partiti veramente con pochissimi figuranti, e stiamo arrivando a quest'anno oltre 900 figuranti, con la partecipazione di una quarantina di gruppi provenienti da tante regioni, e ogni anno cresce sempre di più. La nostra associazione è un'associazione composta da tanti giovani, tanti ragazzi, tanti sottosettori, tra cui il gruppo Sbandieratori e Musici, di tutti i ragazzini dai 20 ai 25 anni, il gruppo dei Cavalieri del Santo, il gruppo dei Portatori del Santo, il gruppo del Comitato Festa, il gruppo dei figuranti, insomma, c'è un'associazione con tanti sottogruppi.
che alla fine poi compongono tutta l'organizzazione. Quindi voi per tutto l'anno non è che quindi vi Sì. dedicate soltanto alla festa di San Vito Martire, ma lavorate per tutto l'anno perché ad esempio Certamente. gli sbandieratori si esercitano Tutto e anche l'anno, i musici, sì. i tamburini, Sì, 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 le, come si chiamano, le chiarine, le quelle- chiarine, sbandieratori, sì. si esercitano Sì, tutto l'anno. sì. E facciamo tante attività anche durante l'inverno. I ragazzi provano 3 volte alla settimana e si allenano anche per fare delle gare fuori ogni settembre di ogni anno. Si allenano per fare le gare, insomma. E portiamo anche la nostra tradizione anche in tanti posti dove ci chiamano, insomma, nelle sagre, nei Sì, vari diciamo cortei, che insomma. il corteo storico con dei figuranti è chiaro che poi c'è uno Sì, scambio c'è anche un gemellaggio un con gemellaggio tanti. con tanti. Sì, sì. Allora, io prima di passare a qualche altro argomento, qualche altra domanda che volevo fare a Tommaso, io vorrei far vedere un piccolo filmato che ho preso da un canale YouTube di Basilicata Digital Channel, che è fatto bene e restituisce l'esatta dimensione di questa festa.
vediamo un po' queste immagini che stanno nel frattempo scorrendo. Questo è il gruppo di sbandieratori di Avigliano, quello che ho nominato prima. Questo invece di Carabinieri. Carabinieri sono vari gruppi che vengono da Carabinieri, che sono in questa occasione gli archibugi con tutti i sbandieratori. A proposito c'è una produzione di trombonieri di questi archibugi, queste persone che sparano. Loro pure fanno ogni anno la disputa di fare dei terreni, insomma, che lavorano più sul tempo dell'architetto quando si fa. Michele De Simone che dice: osservo che quegli abiti medievali esprimono un alto valore identitario, dando tanta grazia, in particolare alle donne che li indossano. Però vogliamo pure dire questa cosa, cioè nel senso, gli abiti li fate voi, cioè per tutto l'anno avete anche dei laboratori di sartoria dove i ragazzi possono anche imparare a all'epoca, essendosi 1100, 1200, questo è l'epoca di questo è il gruppo di Sant'Anna Oliveto, che è sempre di Valentieri, la Iaccara di Potenza, che c'è una grande collaborazione, Portatore del Santo, il gruppo di Bari, ballerine di una scuola di Potenza, abito tradizionale milanese, e quei ragazzini con l'organetto, vedete. Questi sono i trombonieri bilancieri, sempre di Cavalli di Brienza. Quest'anno c'è stato anche il gruppo di Teggiano, mi pare che loro fanno pure una tradizione della cena della principessa Costanza, che è straordinaria. Sì, pure loro fanno un corto storico che comunque facciamo anche i gemellaggi, come abbiamo detto prima, anche con MEF, insomma, con la Pentecoste, dove siamo stati anche noi lì a maggio con il gruppo sbandieratori e musica. Allora, io ci ho tenuto molto ad avere Tommaso con me, perché dovete sapere una cosa: quando parlavo all'inizio, proprio in introduzione, il fatto dei giovani che si interessano a tenere viva le tradizioni popolari, e parlavo dell'organetto dei ragazzini di 6-7 anni, 10 anni che suonavano l'organetto, io devo raccontare un episodio che è molto nella vita privata di Tommaso, io la devo raccontare perché mi piace un sacco questa cosa qua. Io ho un vivo ricordo di suo nonno che si chiamava Tommaso Sabbia, esattamente come lui. Tommaso forse aveva 4 anni, il nonno forse c'era settantina, quanti anni aveva? Sì. E stavo parlando con questo signore per delle faccende queste, stavo parlando con questa persona qua. C'era Tommaso che aveva 4 anni ed era il giorno di una festa, non so se era la festa di San Vito o la festa della Madonna del Carmine. E diceva: no, ma andiamoci, perché devi parlare qua? Andiamo che c'è la banda, sta per partire la banda musicale, andiamo a sentire la banda. Cioè, lui a 4 anni aveva proprio la fissazione delle feste, quindi io sono contentissimo che ha imbracciato questa croce, perché poi gestire 1000 persone che vengono da Avigliano, e voi immaginate, tra piani di sicurezza, tra tanta responsabilità, anche la logistica, hai dei validi collaboratori. Certamente, infatti senza di loro sono nessuno, siamo una grande squadra, e grazie veramente anche a mio padrino, perché di avermi insegnato tante cose. Rocco Grippa mi ha insegnato veramente tante cose, grazie a lui, se non c'era lui di tutto questo non esisteva proprio. Ma mi pare che è stato proprio lui lui è stato il promotore di creare l'associazione. Orazio Luigi, vogliamo interloquire qualcosa? Vogliamo fare qualche domanda? Qualcosa? Avete qualche curiosità in particolare? Se ci sono anche per quanto riguarda, non so se Luigi, nella zona della Puglia, San Vito e
è venerato lo stesso, se ci sono delle tradizioni... Sì, è venerato lo stesso. Ci sono delle tradizioni, però non... Questa della nave no, però questa non c'è ancora un corteo storico che si avvicina a quelli di Avigliano. Ci sono altri cortei storici, per esempio San Nicola. Ma diciamo che poi alla fine i cortei storici, sto dicendo forse di imprecisione, poi alla fine si assomigliano un po' tutti quanti, ma si assomigliano semplicemente perché molte volte c'è un interscambio tra io vengo alla tua festa, tu vieni alla mia, quindi è chiaro che magari ci può essere anche sì. A volte sono anche delle forzature. Sì, A volte, sì. perché parliamoci chiaro che anche ogni festa religiosa ha delle radici nel paganesimo, e ce lo siamo detti tante volte. Certo. Quindi sono manifestazioni che alla fine sì, hanno una valenza religiosa, ma molto spesso sfociano anche nel folklore. Ma certi riti religiosi e il folklore molto spesso hanno un confine molto molto labile. Ascolta, Bartolo, non è una critica, non è una critica la mia, è un'osservazione che faccio con molta umiltà. I cortei storici vogliono essere rievocativi. La storia è una cosa seria. A volte in queste rievocazioni la storia si confonde con lo spettacolo, e questo sta creando un po' di confusione, anche perché tutti tendono a avere un successo con questi cortei per ampliare anche l'offerta della festa e richiamare più gente. Questo, a mio avviso, con le tradizioni vere e proprie può confliggere. Bisogna essere attenti, bisogna fare in modo che queste cose siano governate in maniera adeguata. Mi correggerà Tommaso, ma qui è fortemente identitario, a parte il corollario di tutti gli ospiti, quindi le 1000 persone. È chiaro che le 1000 persone non possono andare a tutti di San Vito, ma nel nucleo centrale del corteo, dove c'è la nave, dove c'è il carretto, lì è proprio il nucleo centrale dove c'è la tradizione vera e propria. Le tracce della nostra sfilata sono risalenti nel 1867, come indicava Vincenzo Claps nel libro A Piede del Carmine, quindi queste sono le tracce quindi esisteva veramente qui, insomma, tutto questo. Forse non c'era come l'abbiamo creato noi, trombonieri, però è nata Tommaso, sì, anno per anno. Queste storie, oltre che rappresentate, vanno anche raccontate, perché i più giovani devono anche capire il significato vero. Perché anche al mio paese, a San Rocco, fanno una rievocazione storica, però bisogna spiegarlo, perché in realtà vuole rievocare la venuta della reliquia del patrono a Valenzano, e quindi con tutti gli ambienti storici all'epoca del 1600. Però si fa fatica, perché non è che siamo tutti preparati. Siccome bisogna trasmettere ai più giovani questo desiderio di conoscenza, bisogna farlo in modo da prepararli anche con degli incontri, con una rappresentazione anche descrittiva. È un'osservazione. Se posso aggiungere qualcosa a complemento di quanto detto da Luigi, il segno che si mostrino le crepe di alcuni cortei storici è frutto della maturità di noi che guardiamo. Ricorderai sicuramente tanti film sceneggiati storici degli anni 60 e 70 che poi hanno rivelato la loro scarsa attenzione alla filologia. All'epoca nessuno ci faceva caso, ora facciamo molto caso, differenziamo medioevo, alto medioevo, basso medioevo, anno 1000, per cui credo che sia anche frutto della nostra, non per addolcire la pillola di Luigi, ma per spiegare che questi cortei storici nascevano grosso modo negli anni 80, tutti uguali, ad imitazione l'uno dell'altro. Poi noi abbiamo cominciato a capire anche un po' di più. L'anno 1000 del San Nicola di Bari è diverso dal III-IV secolo, se ho capito bene, di San Vito. Quindi è chiaro che bisogna differenziare un po' tutto.
Però certo non è che possiamo trasformare un corteo storico in una lezione di storia, Luigi, questo me lo concederai. La lezione di storia si farà sui banchi, sui libri, Sì, il corteo è una cosa cercare fatta il modo per... che in un'occasione bisogna anche... Certamente, certamente. Però il concetto è buono trasmetterlo anche ai giovani, insomma, per far capire il significato. Sì, anche perché la parte centrale del corteo è quella che io immagino una festività con la sola nave e solo il carretto, cioè praticamente 20 persone, viene un po' meno tutto. Cioè Certamente, è chiaro certamente. che la parte dello spettacolo serve. Certamente. No, parliamoci chiaro. Per la parte religiosa non avrebbe bisogno di niente, ma proprio di niente, nemmeno della processione. Anzi, parliamoci chiaro, per le processioni si va presso una statua ed è vietato, l'iconoclastia la conosciamo, cioè dovrebbe essere addirittura vietato venerare un'immagine anziché avere fede e basta. Però facciamo anche quello, viene fatto anche questo. Poi quale sia il confine tra il giusto e sbagliato, ce lo siamo detti tantissime volte. Tutte queste feste che vengono celebrate in santuari lontani dai centri abitati per volontà popolare, in ogni paese c'è una chiesetta dove però il popolo ha voluto, quasi contro la volontà della Chiesa costituita, dell'istituzione Chiesa, sono tutte manifestazioni di una religiosità che non so quanta religiosità c'è, quanta credulità popolare ci sia. Quindi ci sono sempre delle sfumature, le tradizioni attingono a tutto, attingono sia alla fede vera e propria, sia anche alla credulità popolare, al paganesimo, ce lo siamo detti tante volte. Prego. Non lo si ferma stasera, Bartolo, quando si parla da Avigliano non oso. Prego, no, prego. Non sto parlando di Avigliano, sto parlando in generale. No, volevo aggiungere la cosa che mi è piaciuta, tra le altre ovviamente, è che Tommaso raccontava di questi ragazzi che settimanalmente, anche più volte, si incontrano. Esatto. Quindi queste occasioni, che è un po' lo spirito di Almanacco, queste comunità che periodicamente si organizzano, fanno comunella, fanno qualcosa. Ecco, la linfa delle comunità, che poi sarebbe il titolo della nostra puntata, è proprio questo. Queste tradizioni, al di là della connotazione religiosa, pagana, erano il collante, cioè quel momento in cui si interagisce, le generazioni diverse interagiscono, e Bartolo ha raccontato il nonno e il nipotino che vanno alla festa, il nipotino che apprende. È questo quello che manca alle attuali società, in cui l'individuo è al centro, la materia, l'ambizione, il successo, la professione, è il contrario di questo baratro sul quale siamo arrivati, grazie a una società, devo dire, materialista, senza connotazione politica, ma che ci vuole portare attraverso l'individualismo a dimenticare il senso della collaborazione, della cooperazione, dell'umanità. È per questo che, non voglio presentare troppo presto Luigi, poi parleremo delle feste di strada, feste fatte in strada, sempre nello spirito che piace a noi, cioè della spontaneità. Non ti tolgo spazio, Luigi, non preoccupare, non guardarmi così male. Prego, Bartolo e Luigi, nell'ordine. Sì, sono d'accordo con te, sì. Poi ogni cosa che viviamo adesso è sempre stata una somma di tante cose del passato. Cose giuste, cose sbagliate, cose storicamente corrette e storicamente non corrette, però quello che siamo adesso siamo come il frutto del passato. Ora, questo non vuol dire che non bisogna avere l'attenzione ai dati storici, lungi da me, perché non sono la mente scientifica, la mente proprio formata per questo. Però il senso di tutto questo, secondo me, lo ha individuato correttamente Orazio, nel senso di vedere dei ragazzi che
cercano di tenere vive delle tradizioni che magari possono anche non essere estremamente corrette, però sono dei ragazzi che vengono tolti dalla strada, volenterosi, invece di stare davanti ai club oppure davanti ai videogiochi, comunque fanno una cosa, abiti, fanno una cosa di buono per il proprio paese, e poi comunque si insegnano a suonare uno strumento oppure a utilizzare la bandiera, che comunque non è una cosa semplice e non è per tutti. Esatto. Quindi io parlo da presidente, io apprezzo tantissimo l'impegno che ci mettono questi ragazzi e spero che continuino sempre così. Però il suggerimento che ha dato Luigi io lo raccolgo. Secondo me iniziare a fare anche una analisi storica, certamente. Innanzitutto per far conoscere la storia di San Vito, perché poi non so quanti la conoscono, perché tutti poi poi la fede è così, tutti quanti vanno a chiedere la vita a San Vito, non sanno invece San Vito chi fosse, cioè si sa al massimo San Francesco cosa faceva, ma San Vito non si sa poco e niente. Quindi io, secondo me, un suggerimento che secondo me certamente provvederemo nei prossime vostre riunioni sarà un argomento da discutere. Bene. Non è difficile, perché per esempio voi accogliete un sacco di ragazzi che provengono da una scuola, quindi completare questo collegamento con la scuola da cui provengono significa poi diffondere queste notizie in maniera corretta e nel canale giusto, certamente, che è quello educativo. Non è difficile, perché voi accogliete questo numero elevato di ragazzi che provengono da una scuola e quindi un collegamento diretto con la scuola da dove vengono già completa il quadro, ed è un canale corretto anche, con un coinvolgimento dei docenti. Vero Marco? Orazio? Prego. No, io stavo pensando anche che c'è un collegamento anche con le puntate precedenti, il dizionario della lingua viglianese di cui ci parlò Patrizia Del Fuente, no? O sbaglio, Bartolo? Quindi c'è un ulteriore livello di approfondimento seguendo il suggerimento di Luigi. In effetti è un po' così, cioè se noi togliamo la buona volontà, questi cortei finiscono purtroppo per essere tutti uguali, per questa serie di motivi che sono stati elencati. Ecco, la storia, la passione per la storia si potrebbe trasmettere proprio attraverso questi approfondimenti. Volevo fare un'ultima domanda a Tommaso, se non si ha la pazienza di ascoltarmi. Banalissime. Qual è la cosa più facile e la cosa più difficile nel gestire questo APS San Vito Martire? Più o meno, per darci un'idea. La cosa più difficile è fare la raccolta porta a porta, organizzare il corteo. Quindi noi iniziamo dal mese di ottobre e finiamo alla fine di aprile e facciamo tutte le frazioni perché se no non riusciamo ad organizzare tutto quello che facciamo, insomma. Quindi veramente c'è tanto lavoro e tanto sacrificio. Ogni socio lascia la propria famiglia a casa per venire nelle cosiddette frazioni a girare per raccogliere insomma i soldi per organizzare il corteo. È la festa patronale, insomma. Mi permetto di dire che forse anche stare appresso alle norme è diventato difficilissimo. Anche con tutte queste norme che sono uscite quest'anno, insomma, hanno rigidito ulteriormente quest'anno. Molto. La cosa più facile la cosa più facile non la cosa più bella, va, dai, ti facilito il compito. La cosa più bella. La cosa più bella è avere tante soddisfazioni e comunque la cosa più bella è proprio organizzare tutto questo. Insomma, quel giorno ti senti emozionato e comunque vedi tante persone che ti osservano quello che fai e ogni anno aumentano sempre di più.
grandi soddisfazioni. La cosa più bella la racconto io. Finito tutto, erano le 3 di notte, erano seduti nella sede, spatti sulla sedia così, tutti fermi così. Per me il momento più bello. Poi se ne erano andati tutti distrutti ma felici, insomma. Va bene. Va bene. Abbiamo... Tommaso, ce lo teniamo, devi andare via? Deve andare via. Se non ci sono altre domande per Tommaso, lo facciamo salutare, poi lo accompagno un attimo e torno subito per il resto della puntata con Luigi. Grazie a tutti, grazie a Orazio e grazie a Luigi per l'invito. Grazie e grazie a ciao Tommaso. Buona continuazione. Grazie. Vabbè, presento io Luigi al posto, prego. Sì, vai. Inadeguatamente al posto di Bartolo. Luigi questa sera continuerà questo nostro cammino che ha come fil rouge sotterraneo quello citato prima, un po' delle feste quasi spontanee che si allontanano dall'organizzato, ecco, anche da questa situazione di cortei, questa maxi gestione di centinaia di persone, di figuranti e tutto il resto, per andare un po' verso lo spontaneismo, che affianca ovviamente, non è che sostituisce in tutto o è migliore o peggiore rispetto alle feste organizzate alla maniera di San Vito ad Avigliano. Luigi, questa sera abbiamo dimenticato di chiedere, forse puoi rispondere tu stesso, Bartolo. Questa festa di San Vito cade esattamente il 15 giugno o viene differita rispetto alla festività cattolica? Viene fatto il 14 e il 15. Il 14 con la nave viene fatto la sera la vigilia praticamente. Va bene. Quindi Luigi, ti lascio la parola, ci spostiamo dall'Appennino lucano alle afose, umide coste adriatiche della Puglia, siamo a Valenzano, come sapete nell'Interland della città di Bari, e Luigi ci racconterà un po' di queste belle tradizioni. A te. Sì, parleremo di feste di strade, comunque in sintonia con il titolo della puntata, la linfa. La linfa, ci sono dei canali che portano una quantità maggiore di nutrimento e canali minori. Tutti comunque hanno una loro importanza. Le feste sono momenti di gioia, però se questa gioia che comunque è collettiva, è condivisa, ma non in senso consumistico, attenti, ma in senso partecipativo, se questa festa è costruita da ciascuna persona, diventano momenti identitari. E questo è anche un aspetto da valutare rispetto a quello che sta succedendo oggi. E ovviamente le nostre feste ormai si coniugano sostanzialmente con aspetti religiosi, però l'origine è anche precristiana. Ce ne sono tante di riferimenti. Noi ci riferiamo soprattutto alla tradizione romana. Ricordiamo i Saturnalia, che hanno dato adito al carnevale, che comunque nasce come una festa di strada, poi si è ampliata coinvolgendo l'intero abitato o intere regioni o interi comparti. Il Sol Invictus, che ha generato il Natale, però poi quasi tutte le feste erano dettate dai cicli naturali, quindi in funzione degli equinozi e degli solstizi. Però i romani avevano anche delle feste più piccole, i Compitalia. Compita sono i crocicchi, quindi loro ai crocicchi, agli incroci di strada, avevano degli altarini. Se Bartolo ci fa vedere questi altarini dedicati ai lari, e presso questi altarini loro svolgevano delle feste che in sostanza erano dei banchetti,
in molti casi c'erano anche dei gesti apotropaici, si appendeva un pupazzo alla casa per allontanare gli spiriti maligni. Accanto alla Compitalia c'era anche la paganaia. Cos'è una paga? È un villaggio, quindi nei piccoli centri, nelle periferie, c'erano queste feste dedicate soprattutto ai dei della campagna, soprattutto per esempio a Tellus della terra e a Cerere. Come sempre con dei banchetti, sempre con dei convivi, che comunque metteva insieme tutte queste realtà. E poi c'erano, nei momenti diciamo di maggiore ampliamento della festa, le popine, che erano delle bancarelle dove si vendevano delle zuppe, delle carni e poi anche delle focacce, le prime esperienze di focacce. Cos'è rimasto di questo? Per esempio, io faccio l'esempio di Roma. A Roma, Bartolo, fai vedere le successive a queste dei Lari, le immagini successive. Ecco, questa è una paganaia presa da Pompei e questi sono i Saturnali, così avete un'idea di una strada di Roma con l'intelligenza artificiale che si è creata questa festa. Però andiamo a Roma nel periodo attuale, più che attuale, dalla fine del secolo, del Novecento, dall'inizio del fine dell'Ottocento, c'era una festa che si trae nei tempi, la festa dei Noantri, una festa di quartiere, ancora tutt'oggi molto sentita, vedete? È addobbata, c'è questo grande pranzo su questa strada di Trastevere ed caratterizza tutto il quartiere ed è molto sentita, e questo è il convivio con i vicini di casa. Bene, questo è per dare una testimonianza diretta di quelle che è di Roma. Però diciamo che ogni mese ogni paese ha le sue feste, ce ne sono più di ogni mese. Come sono governate? Sono governate diciamo, dagli altarini. Si realizzano degli altarini dedicati ai santi più del periodo che si vogliono celebrare. Io ve ne ricordo uno per ogni mese. A gennaio, per esempio, si festeggia Sant'Antonio Abate. Ovviamente in quasi tutte le feste c'è il rito del fuoco, soprattutto per Sant'Antonio, perché si pensa, nella tradizione, che sia sceso all'inferno. Ma ovviamente accanto a questo c'è il piatto tipico, che è a base di maiale. Nel frattempo c'è anche una tradizione per la benedizione degli animali. Febbraio invece si ricorda San Biagio con la festa della benedizione della gola. Anche qui c'è un falò e c'è anche diciamo tutto un rito con delle erbe medicinali. Marzo il nostro San Giuseppe con la tradizione dei falò, ma soprattutto la sera di consumare. Adesso vedremo in successione una serie di fotografie. Questo è San Giuseppe in un borgo della Basilicata, e subito dopo vediamo invece San Giuseppe, ecco, la sera si consuma nella strada, nel vicinato, i ceci, che sono nel pignatiet, che è stato, diciamo, messo accanto al falò, al fuoco che ormai si sta spegnendo. E questo è il convivio non della povertà, dell'unione. Questa è una foto dell'inizio della fine Ottocento, inizio Novecento, che dà l'idea di quanto queste feste erano sentite all'epoca. Aprile abbiamo San Giorgio, ovviamente questo cavaliere, e c'è anche, si ricorda l'intorciata e anche la benedizione della campagna.
Maggio poi il Pese Mariano, ci sono tutte le feste dedicate alla Madonna, ce ne sono tantissime. E ci sono queste feste che poi vediamo, vi dirò, vi farò vedere come sono allestite, c'è sempre un atto di affidamento. Poi c'è il nostro giugno, che è questo mese che stiamo vivendo, che è quello più ricco, forse perché è legato anche al solstizio, ma una serie di circostanze. Si comincia con la Madonna delle Grazie il 2 giugno, poi c'è Sant'Antonio il 13, poi c'è appunto il 15 San Vito, poi il 24 San Giovanni Battista, il 29 San Luigi, te lo sei scordato proprio tu, che sei Luigi. Cuore di Gesù. E questo hai saltato San Luigi. Dedicato a San Giovanni. San Giovanni, e poi accanto a San Giovanni c'è, diciamo, la contraddizione più che ci associa un po' tutto in meridione, ma non solo adesso in meridione, è quello della spaghettata. Questa è una bella fotografia dell'inizio del secolo, del Novecento, e questa invece successiva è odierna, è di qualche anno fa, e che in questo rione del centro antico si festeggia San Giovanni con queste spaghettate. Vi faccio vedere anche ecco, questo è un banco allestito con la parmigiana, la spaghettata, un poco di e le olive. Sono tipici di una festa di strada, di compagnia, di amici. In luglio invece continuo con la Madonna del Carnero, e che ha una caratteristica anche qui con la cupeta, che è un dolce particolare fatto con le mandorle, perché è la raccolta del periodo. Il 15, l'agosto si caratterizza con il 15, con l'Assunta, che adesso diciamo si confonde con il Ferragosto, ci sono i piccoli falò, e c'è soprattutto un pranzo che si rifà anche qui alla tradizione romana della consualia. Che cosa vi voglio ricordare con la consualia? C'erano delle cosse di cavallo. Ricordiamo che diciamo la testimonianza di questa tradizione sia nel Palio di Siena. Questa è una tradizione che il dio Conso, che è il dio della terra, che era tipico del ringraziamento del raccolto, che Siena, diciamo, festeggia in questa maniera esaltante con questo palio. Settembre c'è San Michele, però attualmente, soprattutto nei quartieri popolari, emerge la figura di San Pio da Pietralcina. Ci sono altarini ovunque e c'è sempre feste di strada dedicate a questo santo, che è ricordato come un santo miracoloso. E partono poi, se fai scorrere questi altarini, questo è dedicato alla Madonna, siamo a Bari Vecchia in questi famosi archi. Poi questo è un centro antico, Madonna delle Grazie. Le edicole erano occasione, ecco, la Madonna delle Grazie era un'occasione per organizzare una festa di strada, soprattutto nei borghi antichi. Questo invece è un altarino dedicato a San Pio da Pietralcino, siamo in un quartiere popolare moderno. Questo invece è Sant'Antonio, vedete come è allestito con la cura, con il panneggio di questa famiglia, cioè è curato proprio da questa famiglia per tutta la strada. Ce ne sono altri altarini, vediamo ancora. No, aspetta, non andiamo oltre, questo poi vediamo per gli allestimenti. Allora, completiamo con ottobre San Francesco, novembre San Martino, con il problema del mosto, con il problema delle fiere, soprattutto degli animali. Dicembre con Santa Lucia, quindi di nuovo la festa della luce con i falò. Allora, come si caratterizzavano queste feste? Dicevo, prima di tutto, dovevano coinvolgere tutti gli abitanti della strada. Ognuno poneva un suo contributo, non mangiava solamente, insomma, perché oggi si fanno ancora queste feste, però diciamo sostanzialmente si fa un banchetto e forse viene fatto anche da un servizio, diciamo,
che viene pagato, non è neanche fatto dagli abitanti. Quindi la prima cosa è l'altarino, che viene curato fino a minimi particolari. E poi ci sono gli addobbi. Che cosa come si addobbavano? In vario modo. Io ve ne ho fatto alcuni esempi. Ci sono i palloncini, vedete, da balcone a balcone, ogni famiglia con ombrelli, ma nella tradizione più antica c'erano i tralci tra questi palloncini ancora, i tralci di vigna, di uva. Sono un segno della tradizione anche romana questa. Erano presenti in tutti i sistemi di ornamento religiosi e ornavano da balcone a balcone, diciamo anche la potatura, per la potatura in attesa della vendemmia si cercava di portare questi rami che adornavano sia l'altare sia la strada. E comunque è una tradizione più naturale, più vicina a quelle che erano le tradizioni romane. Poi, che cosa animava questa festa? La bassa musica, in dialetto tammur. Accanto a tammur, se vediamo qui c'è un'immagine, sono le percussioni, il flauto. Fai con queste immagini, così facciamo vedere. Ecco, questo è invece un animatore, un piripicchio con la fisarmonica, che è anche qui l'espressione di animazione tipica di una festa di strada. Però se vai accanto c'è anche, questo è ancora piripicchio bitontino, molto famoso, e poi c'è il tamburo, ecco, tammur, la bossa musica, tipica delle feste, diciamo, anche perché, diciamo, come costo è minore rispetto a una banda musicale, a un complesso più numeroso. Accanto a questo, che cosa c'è? Quindi bassa musica, animazione, anche un poco con piccoli aneddoti, con piccole battute, e poi c'erano le bancarelle. Non mancavano le bancarelle. Ecco, queste sono tipiche bancarelle con la frutta secca di tutti i tipi. Adesso purtroppo anche tutto questo l'abbiamo affidato ad altre persone che non sono, non c'è nulla da dire che diciamo le persone che noi ospitiamo prendono in mano tutto questo commercio, ma in realtà sono pochi gli italiani del luogo che non so come dire, perché si può pensare anche ad altro, però diciamo che la tradizione voleva che ogni paese aveva il suo venditore di frutta secca, che girava per ogni festa di strada. Chiudeva tutta la festa di strada il convivio, ecco. E ritorno a dire che questo è una via di mezzo. Adesso abbiamo convivi, rimasto quello della spaghettata di San Giuseppe, di San Giovanni, però poi ci sono cene in bianco, cene in tutti i colori, va benissimo. Non so fino a che punto hanno questo effetto che è della vera tradizione e siano poi capaci di collegare, di ricucire quelle che sono le nostre, non tradizioni, quelli che sono i nostri rapporti, più che tradizioni, perché tradizioni servono proprio a questo, a ricucire i rapporti sociali tra persone, soprattutto alle persone che sono più vicine, cominciando dalla famiglia e a chi ci sta accanto. A volte non conosciamo una persona che vive nello stesso palazzo, insomma. Quindi queste feste vogliono superare questo disagio che fa triste la nostra, diciamo, non dico esistenza, ma il nostro cammino di persone che dovrebbero avere la gioia di vivere. Ho fatto una carrellata, ce ne sono tantissime ancora. Per esempio, nel mio paese ce n'era una al mese. Adesso sono rimaste pochissime, anzi, c'è stato anche un problema della Chiesa con Papa Francesco, con la sua ultima enciclica di Papa Francesco,
ha detto che nelle tradizioni popolari c'è anche un aspetto pastorale e quindi diciamo molti sacerdoti, molti vescovi ci stanno ripensando a una rilettura di queste feste, però diciamo la visione e lo sguardo è soltanto alle feste patronali, con un errore, come lo osservavo prima, la tendenza a fare spettacolo. Quindi le nostre feste patronali non è più la banda musicale ad essere al centro dell'attenzione, non è più la luminaria a essere al centro dell'attenzione, è il palco con con l'esibizione del cantante, che va benissimo, però non ha nulla a che vedere con il santo patrono. Quindi le nostre parrocchie, che sono i motori di questi rapporti, che se ne dica, uno può credere o non credere, però in una comunità la parrocchia è il motore dei rapporti sociali. Deve cercare non di correggere, ma di indirizzare in maniera più adeguata queste tradizioni, senza nulla togliere quel che può essere uno spettacolo, però le cose vanno distinte. Diciamo, la tradizione della luminaria, per quanto è stata vitupirata fino a qualche anno fa, è una tradizione. Le nostre luminari probabilmente, soprattutto in Meridione, saranno riconosciute come patrimonio dell'UNESCO. Ma anche i fuochi artificiali sono anche i fuochi artificiali, che soprattutto quelli che diciamo vanno anche spiegati, perché i fuochi artificiali non sono solo rumori, sotto certi aspetti è una musica, è un rumore che si converte a musica. È un po' particolare, però vero Orazio, dipende dalla bravura di un maestro fuoco. Mi riaggancio a quello che hai detto tu, Luigi, è un fatto di cronaca. Durante la sfilata di San Gerardo a Potenza, famosissimo sfilata dei turchi di San Gerardo, c'è stata una polemica addirittura con la curia, cioè proprio con il vescovo, che sembra che non entro nella polemica, non voglio essere nemmeno impreciso perché sfociamo in un campo che vorrei cercare di tenermi fuori, però sembra che si sia rifiutato di benedire la statua del santo portata non in processione ma portata durante la sfilata del corteo storico di Potenza, e quindi sembra che ci sia stata una sollevazione popolare, insomma. Torniamo sempre ai soliti discorsi. Queste tradizioni sono manifestazioni religiose di fede o sono manifestazioni folcloristiche? Insomma, la Chiesa se lo sta chiedendo probabilmente. Se lo sta chiedendo, il problema è non rifiutarsi, ma eventualmente non correggere, ma indirizzarle, perché anche quel tipo di benedizione, diciamo, può essere fatto in modo tale che non sia blasfema, insomma, sotto io potrei essere stato impreciso, quindi insomma invito chiunque ad andare a vedere le cronache di quei giorni. Insomma, è successo a fine maggio questo episodio abbastanza increscioso a Potenza. Poi sembra che ci sia stata anche una ritorsione da parte dell'amministrazione comunale, che non ha voluto partecipare alla processione, invece quella sì religiosa del Corpus Domini, dove generalmente il primo cittadino porta l'ombrello per proteggere lì sembra che sia stato poi una ritorsione. Faccio un esempio. Io faccio un esempio. C'era un sacerdote molto, molto in gamba, valenzano, perché diceva giustamente, a mio avviso, l'ombrello me lo faccio portare, ma se il sindaco è un credente, se il sindaco non è credente, ma è sufficiente che stia dietro la processione perché rappresenta il paese. Se invece è credente, a me fa piacere che mi porti l'ombrello, perché la sua fede, vede, cioè c'è modo e modo di porsi su questi problemi. Anche il nostro che non so fino a che punto un sindaco che è agnostico si presti, sicuramente si presta, perché anche quello è un palcoscenico. A volte anche le processioni sono palcoscenici. Io sono stato in questa veste, volte di
diciamo, personaggi politici nella processione che contano i voti. Vabbè, qui ad Avigliano, durante la festa della Madonna del Carmine, qualche anno fa, una candidata del nord Italia, candidata al Senato, candidata nella circoscrizione sud, è venuta alla festa della Madonna del Carmine. Vabbè, non mettiamoci... non parliamo di politica, meglio di no, non sfociamo in questo tipo no. Ma invece una cosa la volevo fare, poi ci abbiamo ai saluti e vi dico solo questa cosa qua. Non so se corrisponde alla verità o meno, ma sempre per il discorso della fede, della religione, delle manifestazioni popolari della fede. E davanti a ogni processione c'è sempre il rito dei 3 giri attorno alla chiesa, almeno ogni volta qui dalle nostre parti, quando una statua deve entrare in una chiesa, deve uscire, cioè prima di partire a fare la processione sono 3 giri attorno alla chiesa, soprattutto nei santuari questo. E si è sempre detto la Trinità, ma sembra che le origini profonde di questa tradizione è semplicemente perché, siccome queste chiesette erano tutte, come vi abbiamo detto, fuori dal paese, quindi si arrivava in strade sterrate, per non sporcare la chiesa si girava attorno al piazzale per pulirsi le scarpe, si girava tre volte per non sporcare la chiesa. Quindi ora la verità dove sta non lo so, è molto probabile questa, però ecco, la religione ha certi canoni, ma poi affonda nel vivere quotidiano, anche nella credulità popolare, eccetera. Andiamo in un campo antropologico, però dove credo che ci vorrebbero... Bartolo, ti faccio un esempio. Queste feste che vi ho raccontato, oggi si ripropongono. Qual è l'aspetto principale? Il banchetto, il mangiare, il convivio, che è la parte, diciamo, terminale, certo, la parte più simpatica, ma non quella principale. Però, diciamo, attualmente è quella che viene più seguita e questo limita la festa. Se siamo bravi a raccontare, chi organizza queste cene, anche San Giovanni, se siamo bravi a raccontarli, probabilmente vengono vissuti anche meglio. Questo dovrebbe impararlo anche la Chiesa. Cioè dovrebbe, come si diceva prima, io ho sempre diciamo, suggerito ai sacerdoti, prima di preparare la festa, non solo raccogliendo i fondi, ma anche quello di avere degli incontri, soprattutto le confraternite, con i portatori, eccetera, eccetera, spiegare tutti gli aspetti della festa. E per loro diventa un modo migliore per partecipare e si cerca di correggere qualche errore che ci può essere, anche di una scarsa partecipazione, una partecipazione superficiale. Una puntata ricca di suggerimenti questa, Orazio. Ci avviamo alla conclusione, vuoi dire qualcosa? Sì, ma volevo solo aggiungere che noi, trattando le tradizioni popolari, non facciamo distinzione tra sacro, profano, pagano, non pagano, insomma. Quindi questa è una tematica, quella che avete toccato, abbastanza complessa, e speriamo magari un giorno di dedicare una puntata proprio a queste cose. Noi non andiamo tanto per il sottile da questo punto di vista. Orazio, però diciamo che le tradizioni comunque hanno origine nel paganesimo, questo non c'è nulla da vergognarsi. Ma io infatti non c'è nulla, cioè voglio dire, anche la Chiesa si deve rendere conto, così come ha spiegato, si gira intorno perché si pulivano le scarpe. Ma non stavo contrastando ciò che avevi detto tu, ero perfettamente no, dico, diciamo che non c'è nulla da non accettare, se ci sono anche delle tradizioni pagane che si riversano, sono state cristianizzate le tradizioni pagane, però diciamo qualche cosa c'è rimasta e anche diciamo il convivio è una cosa buona che ci è rimasta. È quello su cui puntiamo, appunto, il valore all'interno della comunità di queste feste, esatto. no? Quello che ci interessa un po' di più. Ricordiamo, tanto per tornare in tema, che oggi è festa grande in Salento, che in quanto si festeggiano i santi Pietro e Paolo, soprattutto in Galatina, tutta la storia della pizzica, anche lì pagana, profana, insomma, lo sappiamo benissimo, Luigi ha fatto bene a sottolinearlo, ci vorrebbe un approfondimento, chissà che uno di questi antropologico, esatto. Non solo
non so, quindi scientifiche, non solo di appassionati come noi. Certo, esatto. Abbiamo sforato come al solito, per fortuna. Bartolo, lascia te la chiusura, anche questo come al solito. E diamo appuntamento. Io volevo solo darvi appuntamento al mese di luglio, vediamo quando seguite i nostri canali social, sia Facebook, YouTube, sia le pagine di Officine Mediterranee, di Almanacco delle Tradizioni Popolari. Ringrazio ancora l'Associazione San Vito Martire di Avigliano e Tommaso Sabia, il suo presidente, che era qui con noi fino a mezz'ora fa, e ringrazio ancora Orazio e Luigi per questa bella... È donato. È donato sempre, ma pure insito nel... Va bene, allora buona serata a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Buona serata.